Buongiorno a tutti ragazzi, George Soros come sempre, il famoso miliardario, sempre al comando di tutto e di tutti, stavolta si supera con con un'intervista davvero, vabbè, è solito suo fare comunque, quindi stavolta si è superato. Ha detto io mi immagino come una specie di dio. Ho portato con me alcune fantasie fin dall'infanzia, quindi che sentivo il dovere di controllare tutto e tutti. Quindi altrimenti se no si sarebbero messi nei guai. Quindi quando è stato chiesto dal quotidiano britannico l'Independent di approfondire tale affermazione, Soros ha detto è una specie di malattia. Quando ti consideri un dio, il creatore di tutto, adesso io mi sento a mio agio, quindi io sto tranquillo. Quindi ho iniziato a vivere questa cosa mia, che io sono il padrone di tutto e di tutti. Quindi lui con i suoi soldi riesce a controllare tutto. In effetti lui è veramente ricchissimo, ragazzi, non si mettono in dubbio. Quindi diciamo che lui si è intrufolato sia politicamente sia nella chiesa. Lui è un miliardario pazzo, ragazzi, quindi ma miliardario di miliardi, quindi ha fatto beneficenza alla chiesa, ha cercato di fare casini quasi ovunque lui andasse, quindi sta cercando anzi di comprare tutto quello che può, quindi con le sue enormi riserve di denaro può comprare davvero tutto. Non dico che sia potente quanto il Vaticano, ragazzi, ma forse la metà del Vaticano se la potrebbe anche comprare questo. Quindi diciamo che lui con le sue attività ha comprato un po' di tutto, ha fatto donazioni alla Chiesa Cattolica, poi si pensa che sia stato lui che abbia fatto tutta questa politica dei migranti in Italia, in tutto il mondo. Diciamo che è uno dei diciamo, organizzatori di queste un po' rivolte, diciamo così. Quindi ognuno lo vuole proprio a sé. In effetti pure Putin proprio lui ce l'ha detto chiaramente che in Germania non deve mai, anzi in Russia voglio dire, non deve mai andare, perché da lì non uscirà più. Quindi lui ha cercato di corrompere Giappone, Cina, di comprare tutto quello che poteva, anche se fortunatamente è stato bloccato. Lui voleva comprare tutte le aziende di Tokyo, voleva comprare tutte le aziende del Giappone, anche perché economicamente può permetterselo, quindi in effetti ci ha provato, però gli è andata male anche perché Putin non gliel'ha fatta bene. In effetti, addirittura Putin in una sua intervista dichiarò guerra a Soros e compagni. Ha detto che se arriva in Russia c'è un mandato di cattura contro Soros. Pensate un poco, quando Putin lo vuole bene, diciamo che voleva rovinare l'economia russa insieme a quella polacca grazie alla speculazione di Soros. Quindi è uno senza, ritegni, se può distruggerti, ti fa, è un finanziere a finale, ragazzi, quindi lui opera contro, il potere dominio globale, quello è il suo intento in effetti. Ecco perché lui si dichiara Dio in effetti. Quindi in effetti Putin l'ha detto chiaro e tondo che in Russia ci sta proprio un mandato. Quindi se entra in terra russa, ragazzi, lo fanno bello bello. Quindi anche in Giappone, in Cina, Tokyo, in tutti questi nazioni che sono alleate della Russia, Soros
l'ha detto, Putin ha detto che lo farà arrestare, quindi dice che è uno speculatore finanziario senza scrupoli, e Putin ha inviato proprio, diciamo, un messaggio anche agli amici statunitensi, proprio per dire che non gliela farà bene. Quindi diciamo che ha fatto un po' di casino Putin contro questo Soros, quindi diciamo che la Russia l'aveva espulso già da tanto tempo, e aveva detto Putin che voleva rovinare l'economia russa e quella polacca. Quindi lo chiama come un pesce cane, lo chiama Putin. Quindi è un dice la. Sì, sì, proprio Putin ce l'ha proprio a morte con questo. Ha detto che è un pesce cane, quindi ha detto che ovunque andrà e dove ci sarà lui con i suoi alleati, lui sarà arrestato, giudicato e condannato. Lui l'ha detto. Anzi, Putin dice lui non è il padrone del mondo e non ha il diritto di fare quello che vuole. Il popolo deve unirsi e respingere, sentite ragazzi, questo dragone. Quindi perché lo chiama dragone, ragazzi? Perché si pensa che questo qua sia un rettiliano. Quindi queste sono le parole di Putin, non le mie, ragazzi. Io sto facendo solo la traduzione dal russo. Lui qua sta scritto in russo, lui non è il padrone del mondo e non ha diritto di fare quello che vuole. Il popolo deve unirsi e respingere questo dragone, cioè dire dragone, che perché Putin dovrebbe dire dragone? A che scopo poi? Che se ne importa? Direbbe non deve e basta e finiva là. Quindi diciamo proprio ce l'ha proprio a morte con questa qui. Ha detto così, ha promesso di far arrestare Soros, e secondo una fonte del Cremlino Putin ha promesso di sbatterlo in una cella e di gettare via la chiave. Pensate un poco. Ha detto che non lo ucciderà, ma lo chiuderà in una cella e getterà via la chiave. Questo ha promesso, quindi non ha promesso che lo condannerà oppure lo giudicherà. No, dovrà stare in una cella chiusa e la chiave buttata. Pensate un poco come lo vuole bene, quindi diciamo Soros in Russia è un uomo ricercato con mandato di arresto all'interno del paese e con la sua organizzazione Open Society, considerata una minaccia di sicurezza nazionale russa. Pensate un poco. Vedete, se questo entra in Russia gli fanno una festa proprio particolare, e anche Putin ha avvisato gli Stati Uniti di questa persona. Quindi ha detto che se entra in Giappone, oppure in Cina, oppure in Corea del Nord, Corea del Sud, Soros verrà arrestato e portato in Russia. Quindi ha detto già agli americani fatevi i fatti vostri. Quindi io vi avviso di questo e questo, quindi quando fare il primo passo o di andare in Giappone o di andare in Cina o andare nelle mie, diciamo, nazioni che sono alleate a me, le nazioni che stanno alleate con me hanno il compito, anzi hanno il mandato di arresto per questo Soros, e sarà portato in Russia e giudicato qui. Quindi lui è stato, ci sta proprio un mandato di arresto globale per quanto riguarda i suoi alleati, che poi come sappiamo sono il Giappone, Russia, Giappone, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud. Pensate un po' che è Medio Oriente, quindi ci sono 5 paesi, 5 nazioni. Quindi se Soros va in queste 5 nazioni, ragazzi, Putin gli fa la festa. Ha detto che non gli fa nulla, però lo sfizio di tenerlo per sempre chiuso in una cella. Quindi pensate un poco che chi è questo Soros? Quindi è uno che specula su tutto e vuole comandare il mondo. Quindi perciò lui ha detto io mi ritengo un dio, ho il controllo e controllo tutti. Perché lui si è comprato tutte le agenzie, tutte, diciamo, lui voleva come anche in Italia, voleva rilevare la Fiat, il Parmigiano Reggiano, tutte le più grandi opere italiane lui le voleva comprare. Meno male che
l'Italia comunque non ha ceduto a queste cose e così voleva fare in tutto il mondo in effetti, quindi che ne so, in Germania voleva comprare la Volkswagen oppure in America voleva rilevare il McDonald's, quindi voleva prendere potere in ogni angolo diciamo del mondo, capite? E in Russia pure voleva fare così, solo che in Russia ci sta Putin e a Putin non lo fai. Quindi Putin subito l'ha cacciato fuori. Gli ha promesso che la seconda volta che entra non ci sarà più ritorno a casa. Quindi la prima volta è stato espulso dalla Russia. La seconda volta invece, e anche se andrà nei paesi alleati suoi, verrà arrestato e portato lì. Sì, sì, voleva mettere le mani ovunque in effetti Giovanna, quindi su tutta l'economia mondiale in effetti, perché se tu in Italia ti prendi la Fiat e ti prendi che ne so l'olio e ti prendi diciamo il parmigiano, il prosciutto San Daniele e poi vai in Russia e ti prendi quello che è il petrolio, oppure vai in Medio Oriente e ti compri i petroliferi e vai in Russia, che ne so, in Cina e ti prendi tipo la Nokia, capisci? Voleva prendersi tutti i noti marchi del mondo. In America voleva comprarsi McDonald's, meno male che McDonald's non ha ceduto. Quindi in effetti lui questo voleva, comprare tutti i marchi più forti del mondo e ultimamente aveva tentato di comprarsi addirittura Google. Vi ricordate il fatto dell'articolo 13 e 11 lì? È quello grazie a Soros che è stato fatto questa comunità europea contro diciamo, gli articoli 11 e 13 per il fatto della privacy e delle copie e del copyright. Lui è stato a fare questo. È un miliardario di... questo c'è un miliardo di miliardi e vuole comprare tutto quello che ci sta al mondo, diciamo. Ha il potere di comprare perché è un finanziere, quindi non finanziere nel senso di guardia di finanza, uno che di borsa, diciamo, quindi delle borse, quindi un padrone delle borse finanziarie, ma già era miliardario di suo, poi ha avuto pure fortuna e vorrebbe comprare tutto e tutti. In effetti ha dato 650 miliardi, tanto per dirvi, al Vaticano, guarda un poco. Ci ha devoluto in beneficenza 650 miliardi al Vaticano. Però questo tempo fa, non stiamo parlando di adesso. Però per farvi capire, questa è una donazione, una piccola donazione al Vaticano. Una piccola donazione, 650 miliardi. Delle vecchie lire comunque, ragazzi, qua si parla quando ci stava la lira in Italia ancora. Però sempre 650 miliardi erano. Pensa che questo quando ne ha, questo è pure vero. Vabbè ragazzi, vi saluto e ci sentiamo più tardi. Quindi ogni tanto escono sempre cose strane. Questo addirittura, come ultimamente pure Greta Thunberg, la chiesa svedese aveva detto che la considerava un nuovo Gesù. Adesso Soros se ne esce che Dio. Domani non so, uscirà la Madonna, non lo so domani chi è. Che forse esce qualcuno dice solo la Madonna. Quindi domani può darsi che facciamo la nuova notizia, ragazzi, e stavolta invece di dire io sono Dio, io sono Gesù, domani uscirà qualcuno che dice ciao fratello che lui è la Madonna, quindi speriamo di no ragazzi perché sono davvero scopazzi, quindi una volta è venuto questo ed ha detto che Greta Thunberg, la chiesa svedese, è come un Gesù che è tornato, come un Messia. Soros dice che lui è Dio perché ha il controllo su tutto e controlla tutto. Quindi domani ragazzi mi auguro che esce la Madonna. Vediamo chi sarà la Madonna domani, non lo so. Però è capace che oramai non mi meraviglio più di nulla. Speriamo che dopo la Madonna poi non arrivi lo Spirito Santo e stiamo a posto e possiamo pure chiudere. Vabbè ragazzi, facciamoci due risate perché qua la gente, capisco che sta solo, però la gente proprio va da fuori col cervello, questi proprio sognano proprio a occhi aperti. Questo vuole comprarsi il mondo, quella vuole salvare il mondo dal cambiamento climatico e quindi è Gesù. Sì, ma Putin l'ha detto che è pazzo. Anzi,
a parte che ha detto che è pazzo, ha detto che come ho fatto la traduzione, un drago, un dragone, come ha detto? Aspetta. Ha detto che era un drago comunque, ragazzi. Sì, sì, è un dragone. Quindi mi fa pensare, ragazzi, che torniamo sempre al stesso fatto che sia di origine rettiliana. In effetti molte persone l'avevano detto che Soros sarebbe uno dei famosi rettiliani come la regina, diciamo, Elisabetta, perché anche Putin in questo suo litigio ha detto io non permetterò, stava scritto in russo, a questo comandante, questo dragone, quindi perché dire dragone? Quindi in russo stava scritto dragone perché? Quindi ritorna alla teoria dei famosi rettiliani, anche perché ho controllato e dicono che Soros sia un rettiliano, quindi ecco perché Putin ha detto il dragone, cioè non è che l'ho fatta la traduzione giusto così per sfizio. Infatti su pure Soros e i rettiliani governano il mondo, sì. La traduzione è così comunque. Sì, Putin ha detto che questo Soros è un dragone, così l'ha chiamato. La traduzione russo-italiano ha dato la parola dragone. Ho fatto l'incontrario ed esce quella parola lì, quindi è fatto così. Poi ho mandato su WhatsApp un amico russo e dice che questa parola significa dragone, quindi diciamo i rettiliani sono pagati da Soros, dice il famoso dragone. Sì, vabbè, ma questa è un'ipotetica cosa che dicono loro, media. In effetti loro dicono Soros e i rettiliani guidano il mondo, non comandano, capì? Quindi guidano il mondo, quindi stanno al potere di tutti i poteri forti, in effetti, quindi di tutte, diciamo, le cose potenti del mondo. Perciò lui voleva comprare tutte queste cose famose come Volkswagen, McDonald's, Nokia, diciamo Samsung, lui voleva acquistare tutto e tutti. Fortunatamente non ce l'hanno fatto fare, meno male. Immagina se tutto il mondo aveva una cosa in tutte le nazioni che era di sua proprietà. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti.